premessa culturale, perché noi abbiamo inevitabilmente avuto la necessità di separare questi 4 settori, chiamiamoli così, ma i 4 settori sono strettamente intrecciati. Se volete, questi 4 settori culturalmente richiamano i 4 elementi di Empedocle: aria, acqua, terra, fuoco. Se a fuoco sostituite energia, siamo esattamente nella stessa situazione. Ma questi 4 elementi o questi 4 settori richiamano un altro concetto che fortunatamente nei movimenti si è sviluppato e ha preso piede in maniera positiva, e cioè siamo di fronte a 4 elementi fondamentali per la vita che come tali vanno intesi come beni comuni. Aria, acqua, terra, energia non possono essere, non dovrebbero essere oggetto di privatizzazioni e di mercificazione. In realtà noi stiamo assistendo esattamente a tutto l'opposto, cioè tutti questi settori sono oggetti di un processo di mercificazione che non ha riscontro nella storia dell'umanità, e contemporaneamente noi troviamo come conseguenza di questa mercificazione tutta una serie di impatti sull'ambiente, sulla salute, sulla vivibilità della qualità della vita stessa, che stanno deteriorando proprio la situazione su scala planetaria, come diceva Albino nella sua introduzione. Ora c'è anche un dato di fatto che nella coscienza collettiva questa necessità di difendere i beni comuni dal processo di privatizzazione è ben presente. Pensate, abbiamo vinto 2 referendum, quello sull'acqua e quello sull'energia. Il problema è che i governi, gli enti locali se ne sono fregati altamente. Gli ultimi provvedimenti circa l'acqua, ma anche circa l'energia, vanno nella direzione opposta, e c'è una difficoltà di passare da una capacità di dire no a qualcosa, come è un referendum abrogativo, alla necessità che abbiamo invece di dire sì a un progetto diverso. Ora, quello che stiamo tentando di fare è di mettere in piedi una progettualità che vada nella direzione della difesa di questi beni comuni e del principio che un bene comune deve essere anzitutto salvaguardato dalla sua alterazione, dalla sua trasformazione, salvaguardato da processi di mercificazione, ma garantito come fruizione a tutti. E questo è un problema che oggi in tutti questi settori che abbiamo detto vediamo in difficoltà. In particolare, per quello che mi riguarda come settore energia, chiarendo che le cose che dirò adesso si intersecano con quello che è il lavoro degli altri gruppi. Per esempio, per l'energia noi ribadiamo, anche alla luce del referendum, non solo il nostro no al nucleare, che ormai speriamo sia una cosa accantonata, ma no a qualunque forma di produzione di energia accentrata, basata su una logica di spreco, basata sul fatto di incentivare i consumi anziché produrne una riduzione. Ma quando noi proponiamo riduzione di consumi, efficienza energetica, risparmio energetico, sottintendiamo una diversa concezione urbanistica, una diversa concezione dell'agricoltura, delle produzioni industriali, cioè non possiamo parlare di energia separati da questi altri aspetti. Quando parliamo di vere energie rinnovabili, e quindi per esempio noi insistiamo molto sul fatto che le biomasse, di cui la proposta di piano energetico della Regione Veneto, come di molte altre regioni, invece è piena come tentativo di dire siamo favorevoli alle energie alternative, alle rinnovabili, e propongono le biomasse, ma le biomasse per esempio non sono rinnovabili, perché il concetto di rinnovabile è se si rinnovano nel tempo e nello spazio di utilizzo. La maggior parte delle biomasse non vanno in questa direzione. Gli incentivi alle biomasse stanno mettendo in modo molto critico il futuro dell'agricoltura, perché incentivando le biomasse si incentiva a produrre in agricoltura per produrre energia. Siamo passati nel corso di 50 anni dal produrre cibo per l'uomo a produrre cibo per animali a produrre cibo per macchine, per fare energia. È una follia.
recentemente in Germania mettevano in evidenza come gli incentivi al biogas in particolare hanno distrutto gran parte dell'agricoltura e hanno messo fuori gioco i veri agricoltori. Questo sta succedendo anche in Italia, lo diceva anche un'analisi dell'INEA settore Veneto, cioè dell'Istituto per l'economia agricola. Altra cosa che noi proponiamo ovviamente è quello di quindi vere rinnovabili, ma quando noi diciamo vere rinnovabili, per esempio il solare, non vuol dire che il solare è giusto a prescindere dal contesto. Primo bisogna vedere se il solare, se l'energia mi serve. In campo di energia elettrica noi abbiamo un eccesso di potenzialità in Italia, questo non si dice mai. Devo vedere se mi serve. Se faccio nuove centrali veramente rinnovabili, contemporaneamente dovrei chiudere quelle inquinanti fossili, quindi il carbone prima di tutto, pensiamo a Marghera, pensiamo all'ipotesi ancora non del tutto chiusa per l'Enel di Porto Tolle o quello del genere, ma il solare va fatto in una maniera anche quella di sostenibilità in un contesto di una visione urbanistica, di una visione agricola completamente diversa da quella attuale. Ecco, ancora una volta, che non basta dire sì a qualcosa, bisogna dire sì all'interno di un processo più vasto. Altra cosa che noi diciamo, proprio perché siamo contrari a un futuro di energia fossile, ma perché siamo contrari al futuro di energia fossile come quello del passato? Perché siamo contrari a qualunque ipotesi che abbia come base per produrre energia una combustione. Inevitabilmente le combustioni producono inquinamento, inevitabilmente le combustioni trasformano risorse in rifiuti e inquinamento. Ecco perché siamo contrari anche agli inceneritori come soluzione del problema dei rifiuti. Il problema dei rifiuti è quello di rifiutare la parola rifiuto, cioè quello di pensare che il concetto stesso di rifiuto va eliminato. Noi dobbiamo pensare a riciclare in un contesto in cui non è tanto la raccolta differenziata il problema, ma la raccolta differenziata come momento per avere materiali da riusare e da riutilizzare, da riciclare. E gli stessi oggetti, ecco allora che passiamo dall'energia ai rifiuti all'industria, per esempio, gli stessi oggetti venduti devono essere già pensati nel momento in cui vengono realizzati come qualche cosa che dovrà avere a fine vita un riutilizzo, mentre noi invece abbiamo gli usa e getta, abbiamo l'obsolescenza programmata perché si distruggano prima dell'esaurimento delle loro potenzialità e così via. Cioè è un modello diverso che stiamo proponendo, non basato sulla crescita, ma basato sulla soddisfazione dei bisogni della collettività. Quindi per questo motivo, e concludo sulla questione energia, è chiaro che in una visione urbanistica, agricola, se volete di società diversa, il modello energetico deve essere un modello decentrato, controllato dalla realtà territoriale e non accentrato come quello attuale, cioè dove si produce per esempio a Brindisi e si utilizza attraverso grandi elettrodotti l'energia a Milano. Non sto facendo due nomi a caso, due città a caso. Questo è l'assurdo, cioè noi dobbiamo ritornare ad avere un controllo dei processi produttivi di energia, di beni di consumo, dei processi produttivi agricoli da parte del territorio. Ecco perché l'insieme di tutto questo progetto parte dal territorio, parte dalla terra, parte da comitati che sulla terra e sul territorio devono essere radicati, che sappiano riprogettarlo in una prospettiva che va nell'interesse collettivo.